Come segretario provinciale del PD, un momento importante per il futuro politico della regione siciliana. Il PD ad Agrigento ha presentato una lista con forti candidati. Ecco, quali aspettative pensate di ottenere qui nella nostra provincia? Ma chiaramente noi ci auguriamo di portare a casa un buon risultato. Chiaro che è una campagna elettorale molto difficile per le vicende che conosciamo, per le cose che sono successe, anche per le incertezze della mia parte, diciamo, che hanno preceduto la presentazione delle liste. Questo non ha aiutato, però tutto sommato siamo riusciti a mettere su una lista che in qualche modo copre tutto il territorio, sono tutte persone che hanno una loro storia alle spalle e anche in avanti, per cui guardiamo con fiducia. Chiaramente siamo in una fase critica, difficile per tutti, però il Partito Democratico non può rinunciare a quello che è il suo ruolo e in questo momento il suo ruolo è quello di salvaguardare anche in questa regione la democrazia e soprattutto impedire che i populisti come i 5 Stelle riescano in qualche modo hanno dimostrato di non saper gestire le amministrazioni locali, figuriamoci una regione complessa come la nostra, da un lato, e dall'altro lato la destra che si è organizzata attorno all'idea di riconquista del potere. Poi sappiamo benissimo, e lo vediamo ogni giorno sui giornali, che litigano su tutto e credo che il futuro in mano a loro per la Sicilia sarebbe ancora più disastroso di quello che è stato fino I adesso. sondaggi sono altalenanti nei vari numeri. Quale obiettivo pensate di raggiungere anche regionalmente? Ma i sondaggi sono partiti da subito quando Micali era un candidato ancora poco conosciuto. È una persona eccezionale, ma è conosciuto nel mondo accademico e che chiaramente se fai un sondaggio prima delle liste, prima della partenza della campagna elettorale, è chiaro che chi ha già in qualche modo ricoperto delle cariche pubbliche come Musumeci è avvantaggiato, perché la gente comunque riconosce il nome. La stessa cosa dicasi per Cancellieri, perché già si è candidato alla presidenza della regione, ha alle spalle una legislatura, quindi sui sondaggi io credo che dobbiamo fare un attimo, stare un po' attenti, perché non credo che siano poi corrispondenti alla realtà e mi auguro che la realtà invece sia un'altra.